Amici di Sportisidi, da parte di Luca Buccieri, buon pomeriggio e benvenuti al Roberto Sorrentino di Trapani. Questa è Accademia Trapani Cus Palermo, gara valida per il 25esimo turno del campionato di eccellenza siciliana Girone A, con Capitan Cammareri che si occupa della battuta, Catalano, stopper da Cammareri che mette al centro dove c'è Buongiorno, poi ancora Buongiorno, la conclusione di Capitan Cammareri che termina al lato, però prima occasione, prima possibilità per l'Accademia Trapani di avvicinarsi alla porta di Carnevale. Pallone che arriva tranquillamente da Carnevale. Si torna indietro nuovamente da Carnevale con Russo, con Consigliere, scusate, attenzione qua sbaglia Idrissù. Vantaggio dell'Accademia con errore della difesa del Cus. Ne approfitta Idrissù ed è vantaggio Accademia 1-0 al 13° minuto, che fa arrivare la sfera al suo compagno di squadra Campanella. Prova a cercare il movimento di Idrissù. Qua bravo Buongiorno. Allora Catalano alza la testa e vede Ficarrotta. Gioco di suola su Agnello. Poi calcia. Pallone che termina fuori di poco, ma ha il sinistro caldo Luca Ficarrotta. Si va da Centonze. C'è consigliere vicino. Si va invece da Catalano che può correre. Catalano sfida Raboschi. Mette al centro Grimaudo. Caminita. Il gol del pari del Cus. Lo avevamo detto. Serviva la scossa ed è arrivata con questa giocata con Caminita che su conclusione parata da Grimaudo è pronto per il tap-in. 1-1. E allora Luca Ficarrotta sul pallone col suo sinistro a creare la parabola al centro. La mette dove c'è Raboschi. Subito il vantaggio dell'Accademia Trapani che risponde al pari del Cus. Ruslan Raboschi si fa trovare al posto giusto, al momento giusto, dal pallone calciato in maniera splendida da Luca Ficarrotta, che ha creato un arcobaleno fantastico per la testa del numero 5, che trova il gol del 2-1. Raboschi che sale. Campanella sulla sfera. Cercare nuovamente Raboschi di testa! Doppietta di Raboschi che fa 3-1 per l'Accademia. Aveva chiesto a Campanella di attendere e ha fatto bene il numero 14 ad aspettare il 5. Arriva il 3-1. Ruslan Raboschi. Traoré. Avanza Traoré. Può calciare, ci pensa. Pallone che termina ampiamente al lato. Il neo è entrato Failla. Si calcia in avanti da Ficarrotta. Ed è 4-1. Luca Ficarrotta riesce a trovare impreparata la difesa del Cus. Tocco leggero ad anticipare il movimento di Carnevale. Ed è 4-1. Ora a tornare indietro da Carolo c'è in agguato Buongiorno. Idrissù può controllare ancora Idrissù che va giù. Calcio di rigore. Si attende il fischio di Vivacqua. Ficarrotta contro Carnevale. Parte Ficarrotta. E c'è gol! 5-1. Luca Ficarrotta. Infallibile sul rigore. Il numero 10 che firma la doppietta. Sovrappone Cammareri. C'è vicino Catalano. Cammareri, Idrissù la tiene. Prova nuovamente ad andare da Ficarrotta, che alza la testa e vede il movimento di Genna. Sfida il russo. Si va nuovamente la Ficarrotta di prima. Idrissù. Ficarrotta può calciare. Si allunga Carnevale e nega la tripletta a Luca Ficarrotta. Ma che giocata del numero 10. Che parata di Carnevale. Pallone calciato a cercare nuovamente Centonde. Interviene da Guanno. Ficarrotta. Movimento di Idrissù. Ancora Idrissù. Entra in area di rigore. Sfida Agnello. Pallone messo al centro con deviazione. C'è il 6-1. Proprio sul finale, gol di Idrissù